Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti cari amici, proviamo ad allenarci oggi per la prima volta con un puzzle race senza tempo, che quindi penso che non si chiami puzzle race, non so come si chiama, è la prima volta che provo questo tipo di esercizio, proviamo a farlo. Allora, problemi, penso che sia raffiche di problemi, ma senza tempo, quindi a oltranza, e andiamo, a oltranza, gioca. Ecco la prima posizione, quindi se non sbaglio qua non dovrebbe esserci tempo. Va bene, qua questo primo esercizio è facile. Allora, qua il nostro avversario, la posizione era pari o meglio per il bianco. Per esempio, il bianco qua, per stare meglio, avrebbe potuto giocare donna per d4, torre per d4, poi adottare la regola di Tarrasch, mettere la torre dietro il pedone passato, spingerlo. Le torri stanno bene dietro i pedoni passati e qua probabilmente da nero avremmo perso, però l'esercizio, il programma ha fatto torre di 1, ora è molto facile vincere, semplicemente dobbiamo contare il numero, cioè di 1 è un punto critico perché lo attacchiamo, contiamo il numero di attaccanti di D1, sono 2 attaccanti, 1 e 2, la donna e la torre, c'è solo un difensore, la donna. La torre in D1 è l'obiettivo, la torre in D1 occupa D1 ma non controlla D1, un pezzo che occupa una casella non la controlla e quindi la torre in D1 non conta come difensore, quindi abbiamo 2 attaccanti come un difensore, contro un difensore come regola generale. Quando abbiamo più attaccanti dei difensori vince l'attacco come regola generale, se gli attaccanti dei difensori fossero pari o il numero dei difensori è superiore al numero degli attaccanti vince la difesa. Poi in questo caso donna per D1, non facciamo donna D1 mouse flip, dovrebbe vincere. Donna per D1 e torre per D1 ed è anche matto del corridoio. Vediamo questa partita. Allora, in questa posizione abbiamo come risolvere un problema così. E suppongo che magari tra gli utenti c'è qualcuno più esperto, ma c'è anche qualcuno più alle prime armi. Quindi a qualcuno questo esercizio può sembrare difficile, ad altri no. Allora, abbiamo tantissimo svantaggio di materiale, quindi non possiamo vincere nel lungo termine. Colui che ha creato questo problema vuole che vinciamo subito, cioè dobbiamo creare un matto, una combinazione immediata, un matto soprattutto perché siamo in finale, quindi anche se noi guadagnassimo il cavallo, che non possiamo guadagnare perché è difeso, il nero avrebbe più pedoni, quindi dobbiamo dare matto. Allora qua il nero ha il re in F5, tale re ha poca mobilità, quindi controlliamo le caselle dove il re può andare. Il re allora non può andare in E5, non può andare in G5 perché il nostro pedone controlla queste due caselle. Il re non può andare in E4, non può andare, perché il nostro re controlla E4, non può andare in G4, non può andare in G6. Il re può solo andare in F6. Quindi le case che dobbiamo controllare, le case libere per il re, sono F6 ed F5, che si trovano sulla colonna F. Quindi il matto avverrà lungo una colonna, la mossa che dà matto è torre F8. Il nero non potrà muovere il re da nessuna parte, potrà solo interporre la torre, allorché la cattureremo e daremo matto. Quindi torre F8 e matto. Vediamo questa posizione. Il materiale era più o meno pari, il nero ha appena giocato torre per F1. Il nero ha un vantaggio di materiale immenso. In questi esercizi, che dovrebbero essere ancora facili, il tema deve essere il matto. Allora, come potremmo dare matto? Allora, noi potremmo provare a promuovere il pedone, ma se proviamo a promuovere il pedone, ovviamente se il nero va in B8 perde, ma se giochiamo D7 il nero mette il re in D8, il nostro pedone non può fare più nulla. Proviamo a vedere se possiamo dare matto. Allora, il re nero non può muoversi. Dove non può muoversi il re nero? Il re nero non può muoversi in C7, perché non può muoversi in B7, non può muoversi in D7 perché c'è la nostra donna. Il re nero può solo muoversi in D8, in B8, e per dare matto dobbiamo controllare D8, B8 e C8. La geometria di queste tre caselle che dobbiamo controllare è una traversa, quindi dovremo giocare una mossa che controlla l'ottava traversa. L'unica mossa è donna E8 e mantiene anche il controllo della casa in D7. Donna E8 da scacco matto perché controlla tutte le case critiche lungo l'ottava traversa. Donna B8, il bianco vince.
Vediamo questa posizione. Poi questa posizione ancora è facile, usiamo sempre lo stesso concetto adottato nel primo problema. Sulla colonna E abbiamo due attaccanti, c'è solo un difensore della torre, quindi la catturiamo e daremo matto. Donna per E1, da scacco matto. Va bene, qua noi minacciavamo matto in F7. Tutti questi esercizi si basano sul matto. Il nero ha giocato torre E7 difendendo il pedone. A questo punto prendere in F7 porterebbe solo alla perdita della donna. Ancora questo esercizio si basa sul matto. Come dare matto? Allora, dove può andare il re nero e dove non può andare? Coloriamo in rosso le caselle dove il re nero non può andare. Il re nero non può andare in F7, non può andare in E7 perché ci sono i suoi pezzi, non può andare in G7 perché la nostra donna controlla G7. Il re nero non può andare in G8 perché la nostra donna controlla G8. Il re nero può andare solo in E8. E8, quindi per dare matto dobbiamo controllare la casella di fuga del re nero e la casella stessa in cui si trova il re nero. Dobbiamo controllare le caselle blu, E8 ed F8. Tali caselle si controllano lungo l'ottava traversa, quindi la mossa che vince è una mossa che attacca queste caselle lungo la traversa. Donna H8 vince, una mossa che attacca il re lungo la diagonale non vince perché il re scappa. Quindi donna H8 è la mossa che dà scacco matto. In questa posizione nero ha giocato alfiere 6. Allora qua il re non ha mobilità, la donna controlla la colonna F, i pedoni neri bloccano la fuga del re. Infatti il bianco ha dato scacco, il nero avrebbe dovuto parare lo scacco con il pedone ma l'ha parato con l'alfiere non ha difensori. Quindi qua il bianco cattura l'alfiere e vince. Tra l'altro è anche scacco matto. Alfiere per E6 da scacco matto. Che in questa partita il bianco, avevamo un cavallo in E4, il bianco ha commesso un errore gravissimo, F per E4, in questo caso ecco qua per vedere questa mossa uno deve conoscere il tema di matto del barbiere, un tema che conoscono quasi tutti, la donna e l'alfiere si coordinano per controllare F2, donna F2 da matto, il re bianco non ha dove andare. Questa posizione bianco ha erroneamente catturato il cavallo, è lo stesso tema, lo stesso pattern. Ecco, una cosa bella è che più uno fa esercizi di questo tipo, più uno migliora, cioè più si fanno esercizi di questo tipo, più uno assimila questi pattern tipici. Donna per F2, ancora vince. In questo caso sempre il punto debole è F7. Non starò qua a spiegare e insistere molto su questo problema perché è sempre lo stesso tema. Qua F7 è attaccata dalla donna e il cavallo, F7 dall'inizio è uno dei punti più deboli nello schieramento del nero, così come F2 è uno dei punti più deboli dello schieramento del bianco. Vabbè, qua il bianco ha già arroccato, quindi ciò non è evidente. Giocando donna per F7 il bianco conclude la partita. Vediamo questa posizione. Ora in questa posizione il nero suppongo ha appena giocato G3 o H per G3, il bianco forse si poteva considerare re per G3 sicuramente, se il bianco avesse ritirato il re in F1 avrebbe perso la torre, e il bianco ha giocato re G1. Ora guardiamo i pezzi che probabilmente parteciperanno nel nostro attacco. Vedo 4 pezzi, abbiamo una forza d'attacco composta dal pedone in G3, ok, il pedone in G3 in verde, ho imparato a colorare di verde, la donna in F6 attacca l'ala di re, la torre in H8 e l'alfiere in B7. I pezzi che non partecipano per ora all'attacco sono il cavallo in B8, la torre in 8, l'alfiere B4, questi pezzi parteciperanno più difficilmente. Più ne abbiamo una forza d'attacco di 9, più 5, 14, più 3, 17, più 1, 18. Abbiamo 18 punti in attacco. Il bianco ha il proprio re, che in un finale, forze difensive del bianco, re, che in un finale ha una forza di 4 punti, però nel mediogioco il suo valore è infinito, perché il re non può essere scambiato per nulla al mondo. La torre, come si fa la freccia gialla, poi la torre, di colore giallo, il pedone in G2, l'alfiere contribuisce alla difesa, perché se non ci fosse l'alfiere daremmo un matto immediatamente. E l'alfiere in E2 non so se contribuisce alla difesa o contribuisce a togliere caselle di fuga al re bianco. Però per ora il bianco ha 8 punti in difesa contro 18 punti in attacco, dovremmo vincere. Secondo me uno dei modi più veloci per vincere potrebbe essere cambiare le torri, in modo che poi la donna entra in attacco
il re dovrà per forza andare in G1, la donna continua ad attaccare in H2, il re bianco scappa in F1 e ora se noi catturiamo in G2 il re scappa, se diamo un altro scacco il cavallo lo para e poi il re scappa. Noi dovremmo catturare in H1, dopo re per H1 dovremmo giocare donna H4, dopo re G1 donna H2 e dopo re F1 donna H1 matto, e in questo modo dovremmo vincere la partita. Vediamo se la soluzione è corretta. Donna H, donna H4, donna H2, ok, c'è la data corretta. Ok, qua dobbiamo stare attenti alle cose rilevanti. Qua alfiere per E5, c'è un alfiere in presa, possiamo catturare l'alfiere in due modi, ma qua è più rilevante dare scacco matto se possiamo. Cavallo per E5 non è una mossa cattiva di per sé, ma è un errore in termini di costo-opportunità. Catturiamo l'alfiere e non diamo matto. La mossa corretta è donna per F2, donna F2, scusa, che vince la partita. Sempre il solito tema. Ok, il bianco ha giocato a 4. A questo punto qua dobbiamo effettuare una deviazione del re nemico. Allora il re nemico difende la prima traversa. Noi vorremmo dare matto del corridoio, ma se entriamo in F1 ci sono due difensori che lottano per la casella in F1 e abbiamo due attaccanti su F1. Quindi quando gli attaccanti e i difensori si equivalgono, la regola generale è che vincono i difensori. Quindi dovremmo deviare il re. Noi giochiamo donna F1 scacco. In questo modo il re deve allontanarsi da F1, allorché giocheremo donna F1 scacco, torre per F1 e torre per F1. E lì, dopo donna F1, re H1, abbiamo due attaccanti sulla casella F1 contro un difensore di norma, due attaccanti contro un difensore, un numero superiore di attaccanti rispetto ai difensori vince. Quindi donna F2, re H1, donna F1 e matto del corridoio. Vediamo qua, questo è esattamente lo stesso tema. Questi esercizi sono molto utili per imparare, uno può farne molti, e assimilare i vari pattern. Ora vorremmo, donna F8 non è sufficiente perché ci cattura la donna, quindi noi giochiamo prima donna F7, togliamo il re, poi giochiamo donna F8, poi giochiamo torre per F8, dovremmo vincere. Ok, alfiere G4. Ora a questo punto ci inchioda il cavallo, però ok, il punto è che ancora in questo problema questi esercizi sono ancora relativamente facili. Il punto è che il re del nero non ha tanta mobilità, difeso dal pedone, ma noi possiamo prendere il pedone ed è matto. Perché il re nero non può andare, facciamolo rosso, la freccia, vediamo, sì, non può andare in E7, che il nostro alfiere controlla E7, e non può andare in E5, il re nero può andare in E6, può andare in D7, può andare in C5, e dobbiamo controllare E6, D6, la stessa casella dove si trova il re, D7 e C5, solo la donna può fare ciò e possiamo ottenere ciò catturando D5, donna per D5 vince da scacco matto. E in questa partita il nero ha appena giocato donna B4, a questo punto i nostri pezzi devono imperversare nell'ala di re. Fortunatamente, allora questo è un concetto generale, gli alfieri e le donne, la donna, cioè i pezzi che si muovono in diagonale possono attaccare un'ala partendo dall'altra ala, quindi la donna nera che si trova nell'ala di donna può muoversi velocemente lungo la diagonale nell'ala di re, esattamente nella casa in G3. Il re non può cedere alla colonna F, deve andare in H1, dopodiché riceverà torre per H4 matto, il matto della scaletta. Scacco, e ora torre per H4. Si potrebbe fare lo spiritoso e ripetere due volte e poi dare matto, ma si perderebbe tempo e magari il programma non capisce che abbiamo visto che possiamo dare matto lo stesso e ci fa perdere il punto, quindi diamo subito matto in H4. Ok, a questo punto ovviamente il bianco doveva giocare re B1, no? Penso. Il bianco non sa che una torre è una torre, la torre è attaccata due volte, difesa una volta, adesso la possiamo prendere con scacco e qua continuiamo l'attacco, no? Matto del corridoio e vinciamo. Ok, a questo punto penso che i temi di matto sono finiti. Ora qua il tema penso che sia l'attacco doppio. Bianco ha appena giocato alfiere B5, ma in questo caso alfiere B5 riceve un doppio. Tale doppio è donna A5, il re ancora nel centro, donna A5, attacca il re, l'alfiere. Quando il bianco ha un cavallo in B1,
Il bianco può rispondere a donna A5 con cavallo C3, difendendo lo scacco e difendendo l'alfiere. In questo caso non esistono cavalli in B1. Se nero giocasse la mossa erronea alfiere per F3, con l'idea che su donna per F3 il nero giocherebbe donna A5, il problema è che dopo alfiere per F3 il bianco giocherebbe la mossa intermedia alfiere per C6, e dopo B per C6, donna per F3, sarebbe uno scambio e non c'è più l'alfiere in B5 da guadagnare. Quindi giochiamo immediatamente donna A5 con guadagno di un pezzo. Donna A5, punto esclamativo. Re F2 e donna per B5. E in questo caso il bianco ha giocato Re F3, è una mossa scorretta. Era meglio andare in F1. Dopo Re F3 il bianco non ha accesso alla seconda traversa. Re bianco non ha accesso alla quarta traversa perché ci sta il suo pedone F e perché il nostro pedone F5 controlla C4 ed E4, quindi abbiamo già il controllo della seconda traversa e della quarta traversa, andiamo in terza traversa senza perdere il controllo della seconda e vinciamo. Poi il bianco gioca cavallo per C3, ecco in questo caso possiamo dare matto. Non bisogna riprendere in C3 perché lui riprende in C3 con scacco e l'attacco. In questo caso il re non ha accesso, il re nero dove può andare? Non ha accesso ai 7, non ha accesso ai 8, non ha accesso a F7, non ha accesso a G7, bisogna controllare F8, la stessa casa in cui si trova il re, G8, tali caselle si trovano lungo una traversa, quindi la mossa deve essere una mossa verticale o orizzontale, torre H8, attacco lungo la traversa, torre H8 vince la partita. Vediamo adesso l'esercizio 19, il bianco ha giocato alfiere per D5, lasciando un pezzo in presa, un pezzo in pezzo, il bianco vuole che noi crediamo che il pedone ci è inchiodato, ma spesso ci si dimentica che i pezzi a differenza dei pedoni tornano indietro, quindi noi prendiamo in D5, su torre per C8 giochiamo alfiere per C8 con un pezzo in più, vantaggio di materiale decisivo. Guardiamo adesso quest'ultima posizione, dove qua il bianco ha appena giocato donna F2, ma penso che tale mossa ci esponga un bel doppio, no? Cioè se noi giochiamo cavallo D3 non guadagniamo la qualità. Allora adesso il materiale è un 2, 3, 4, 5, 6, il materiale è pari. Ah no, chiedo scusa, il bianco aveva già la qualità in più. Ah, il bianco aveva già la qualità in più. Allora bisogna stare un attimo attenti. Però ok, giocando cavallo D3, attacchiamo la sua donna. Se gioca tipo... La donna deve mantenere... Se su alfiere per B6 catturiamo la donna, abbiamo più materiale. Se gioca donna E2, catturiamo prima di tutto in C1. Su torre per C1 e per F3. Poi catturiamo in E3. E dovremmo vincere. E cavallo D3. Ah, preferisce giocare alfiere per B6 perché se avesse giocato donna E2 prendiamo prima la qualità, ristabilendo la parità di materiali, poi giochiamo per F3 attaccando la sua donna. Non può prendere l'alfiere perché ha la donna in presa, dopo donna per F3 giochiamo donna per E3, guadagniamo l'alfiere, e non solo l'alfiere, ma alla fine di tutto, quando guadagniamo l'alfiere, perché immaginazione ci sarà anche un attacco doppio, quindi guadagneremo due pezzi, ti crolla tutto come a dama. Dopo alfiere per B6, stavolta, adesso che non c'è nulla di male nel catturare in F2, abbiamo troppo vantaggio di materiale e vinciamo la partita, perché ora tra l'altro abbiamo anche una forchetta, no? Giochiamo E3, perché anche se ci inchiodassi il pedone prendiamo in F2 con scacco e vinciamo. E3, game over. E per F2 un pezzo è un pezzo. Ok, abbiamo fatto 20 esercizi, per ora possiamo fermarci qua. Non so bene le regole di questo gioco, penso che mi hanno detto, allora penso che qua la soluzione sia torre V2 scacco e su re G1 cambiare le torri, torre per, re per e poi vincere perché il re è fuori dal quadrato mentre se lui gioca H5 il nostro re è nel quadrato, quindi penso che questa è la soluzione, ma non voglio inserirla adesso perché poi comparirebbe un'altra posizione dove vorrei provare a risolverle, quindi non finiremo mai. Per ora ci fermiamo qui a 20 esercizi, proveremo a continuare la prossima volta dall'esercizio 21 perché mi hanno detto che posso riprendere il puzzle race, la raffica di problemi. Se no, nel caso non potessi riprendere questa raffica di problemi, farò 20 esercizi da solo, velocemente, a camera spenta, e poi dall'esercizio 21 inizierò a pensare e a condividere con voi il mio processo di pensiero e di ragionamento per provare a risolvere questi problemi che saranno di volta in volta più difficili. Alla prossima!